Oggi ricorre il quarto anniversario della morte del professor Enzo Lauretta, una figura a cui Agrigento deve tanto. Ricordiamo che è stato anche il sindaco della città e tra i promotori dell'evento Sagra, tuttora importante. Un suo ricordo, lei oggi ha deciso di dare una sua testimonianza, perché? Io ho frequentato Enzo Lauretta soprattutto nell'ultimo decennio della sua vita, e cioè tra la fine degli anni 90 e buona parte degli anni del 2000 fin quando è morto. Oggi 6 di agosto, giorno della trasfigurazione, ricordiamo la morte di Enzo Lauretta, perché proprio morì il 6 di agosto. Enzo Lauretta è stato un uomo politico, negli anni 50 sindaco di Agrigento, poi ritornerà come vice sindaco con l'amministrazione Sodano, dando un colpo d'ali a questa città. Operò molto bene, portando in sé quello spirito proprio del cristianesimo nella vita politica. Enzo Lauretta, le sue attività furono tante, come non ricordare la sua iniziativa per la sagra del Manto d'Enfiore, che ha voluto dare questa dimensione internazionale alla città di Pirandello, alla città di grandi scrittori, di grandi poeti, di una grande tradizione classica. Enzo Lauretta, organizzatore delle settimane pirandelliane fatte con insistenza per diversi decenni e presidente del Centro Studi Nazionale, portando così costantemente Pirandello al centro della ribalta nazionale con lavori di una certa qualità di critica letteraria. Enzo Lauretta anche narratore, perché ha scritto diversi romanzi di qualità come ad esempio Maddalena, dove lui ha provocato anche la stessa Chiesa Cattolica per quanto concerne il sacerdozio, o evidentemente altre opere di qualità. La sposa era bellissima, da cui verrà fuori pure un film. Enzo Lauretta come critico letterario, e come critico letterario non solo si è basato su Pirandello ma anche su altri autori. E io l'ho avuto personalmente come collaboratore, come fondatore nella rivista di letteratura e teologia Oltre il Muro, quando a metà degli anni 2000 ci siamo ritrovati un gruppo di intellettuali nella sede dell'Amico del Popolo per dare vita a questa rivista. 4 anni senza Enzo Lauretta, ovviamente si sente la sua mancanza, si sente perché Enzo Lauretta era un punto di riferimento di questa città dal punto di vista culturale. Quando non usciva più di casa eravamo un gruppo di amici, spesso andarlo a trovare a San Leone, accogliente, sempre stare con lui e fare lunghe discussioni, perché nonostante l'età era uno che sapeva guardare lontano.